Vaccini obbligatori, tempo scaduto per le famiglie non in regola. A Padova 3 bambini diffidati e reintegrati, un caso anche a Trebaseleghe, e c'è chi si è presentato a scuola con l'avvocato. Il giallo di Cornuda, chi l'ha visto svela gli ultimi messaggi telefonici tra Pascal e Sofia, toni amorevoli e non di gelosia, nuovi scenari. I genitori dell'uomo, lui le ha sempre voluto bene. Caso Tornelli a Venezia, il comune è pronto a stilare un calendario di giornate da bollino nero, ma gli albergatori sono sul piede di guerra. Ieri sera a 20:10 l'attacco a Cafarsetti. Il sindaco vicentino di Albettone Gioe Formaggio a giudizio per il cartello che fece affiggere in paese nel 2015. L'accusa è di istigazione a delinquere. La direzione nazionale del PD a Roma vede anche il segretario reggente chiudere le porte ai 5 Stelle, no anche dal centrodestra. Intanto Mattarella decide consultazioni il lunedì. L'annuncio di Giancarlo Gentilini, le pubblicazioni in comune, a 88 anni lo sceriffo si risposa, le nozze a breve con una 72enne conosciuta anni fa. Come negli Aristogati, un'anziana ricca ereditiera residente nel Veronese muore e lascia il suo patrimonio al micio, 1 milione di euro che dovrà essere utilizzato per l'animale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la questione dei vaccini obbligatori, scaduto il termine per le famiglie non in regola, giorni cruciali per linee dure e linee morbide. Intanto a Padova sono 3 i bimbi diffidati e poi reintegrati, un caso anche a Trebaseleghe, e c'è chi si è presentato a scuola con l'avvocato. Intanto dalla FISM un appello alla Regione affinché tutti possano almeno finire l'anno scolastico. Sentiamo. 15.000 iscritti alle scuole FISM, le materne parrocchiali tra Padova e provincia, 10 comunali e 11 statali nella sola città capoluogo. Sono circa 400 i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia padovane non ancora in regola con i dettami del decreto Lorenzin scaduti il 30 aprile. 3 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Boranga a Padova sono stati avvertiti. Le lettere, questa è arrivata a un bambino di Trebaseleghe, con la notifica della sospensione da scuola, stanno per essere consegnate a mano spedite ai genitori. 200 i bambini che rischiano il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica, nonostante il dialogo. La linea scelta dalle paritarie cattoliche è chiara. Le indicazioni sono molto precise: osservanza della legge, punto di partenza. Secondo, attenzione alle situazioni particolari, quindi anche disponibilità a capire. Però alla fine del percorso di contestazione della situazione di non osservanza, la sospensione è d'obbligo. Appesi fino all'ultimo al buon senso, la speranza dei gestori è quella che tutti i bambini possano almeno completare l'anno scolastico 2017-2018 e per questo chiedono aiuto alla Regione. Ci attendiamo moltissimo dalla Regione del Veneto e questo sarebbe un bel segnale che questa situazione abbia istituzionalmente una forte prospettiva. Per ora nessun caso limite, nessun intervento della forza pubblica. Qualche situazione però non a questo livello, cioè i genitori che va là con diffide, con l'assistenza dell'avvocato, ma il nostro gestore non ha chiesto l'assistenza della forza pubblica o del sindaco. Massima apertura e massima disponibilità al dialogo con un principio di fondo. La legge, anche se criticabile nelle sue forme, va rispettata. Non è che la scuola faccia assolutamente né lo sceriffo, quindi fa di forza l'uscita, né segnala nominativi a chi che sia, quindi sarà la forza pubblica o il sindaco come autorità locale che chiederà alla scuola eventualmente la situazione. Noi non lo facciamo. E sono entrati irregolarmente all'asilo questa mattina i 3 bimbi non vaccinati dell'Istituto Comprensivo Donatello di Padova che rischiavano di rimanere a casa dopo la telefonata di avvertimento fatta ieri dalla preside alle famiglie. La dirigente aveva informato i genitori dei 3 bambini che in assenza della documentazione richiesta, oltre alla proroga sui vaccini del 30 aprile, i figli non sarebbero stati ammessi. Oggi le 3 famiglie hanno presentato la richiesta di appuntamento all'ULSS per concordare le vaccinazioni e la preside ha acconsentito all'ingresso dei bambini a scuola. Ed ora nel prossimo servizio il punto sulla situazione negli asili del Veneto. 3 giorni dopo la scadenza dei termini per presentare la documentazione sulle vaccinazioni obbligatorie, nessun bambino dagli 0 ai 6 anni è stato rimandato a casa dopo essersi presentato in un asilo del Veneto.
I bimbi non in regola col calendario vaccinale si stimano in circa 9.000, ma alcuni di loro hanno smesso già da tempo di presentarsi a scuola. Abbiamo perso centinaia di alunni, informa il presidente della FISM Stefano Cecchin. Dovremo chiudere sezioni o intere scuole e mettere a rischio dei posti di lavoro. Nella quasi totalità degli asili prevale però il buonsenso. I direttori scolastici ovunque hanno scelto la linea morbida, accogliendo i bimbi a scuola e sanzionando i genitori soltanto con richiami e segnalazioni. Il Consiglio regionale aveva espresso anche con una mozione votata a maggioranza la necessità di chiedere agli asili, di chiedere alle materne di portare a fine anno scolastico i bambini senza creare frizioni che non servono a nulla. Pare dalle notizie che sia una proposta e un sentimento che possa arrivare a termine. Io me lo auguro, perché portare avanti una frizione, una discussione su ormai 1 mese, 2 mesi a fine dell'anno mi sembra una cosa sbagliata. I presidi stanno gestendo in prima persona una problematica che non doveva essere loro, commentano dal Movimento 5 Stelle, e stanno trovando il modo di far terminare l'anno ai bambini iscritti agli asili. Ma il governo non avrebbe mai dovuto metterli in questa situazione. Un bel segnale di vicinanza alla popolazione era quello da parte di questo governo, che non è in carica ma sta facendo soltanto, diciamo tra virgolette, l'ordinaria amministrazione, una proroga fino a fine anno scolastico, per dare la possibilità a chi governerà realmente questo paese di dire una parola definitiva. E continuiamo a parlare di scuola, perché hanno protestato per tutta la mattina sotto la prefettura di Padova le circa 400 maestre che rischiano il posto per la sentenza del Consiglio di Stato che ritiene il solo diploma magistrale non sufficiente per l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero. Sentiamo. Le maestre padovane, venete e italiane rischiano il licenziamento di massa in tronco. Una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso dicembre ha stabilito che il solo diploma non è abilitante per essere assunte a tempo indeterminato o per stare nelle graduatorie a esaurimento dei concorsi. Una decisione che ha sconfessato 7 precedenti sentenze. Circa 400 nel Padovano e circa 900 in Veneto le maestre a rischio. Eppure un precedente decreto governativo aveva dato per buono il titolo di studio di maturità per insegnare nella scuola pubblica primaria. Per loro ora solo supplenze, cioè solo lavoro a termine. Al governo chiediamo un decreto d'urgenza che permetta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, come è già successo nel 2008 e nel 2012, e che permetta a noi insegnanti di entrare in queste graduatorie ed essere stabilizzati una volta per tutte. C'è anche il problema della retroattività della sentenza del Consiglio di Stato. Ci sono quindi insegnanti assunti a tempo indeterminato, solo diplomati, perciò con un titolo di studio ritenuto a suo tempo sufficiente dal Ministero, ma che per effetto di questa sentenza rischiano il posto. Chi comunque ha firmato un contratto a tempo indeterminato ed è stato costretto a farlo, altrimenti sarebbe stato depennato dalle graduatorie ad esaurimento, e in caso in cui la sentenza fosse negativa, come si presuppone che sia, verrà licenziato a breve. Sapreste riconoscere una maestra laureata da una solo diplomata? Noi valutiamo la sostanza, la nostra maestra è bravissima, ok, le vogliamo molto bene, abbiamo valutato le capacità, il rapporto che ha creato con i nostri figli e non vogliamo rischiare di perderla. Senza le maestre diplomate a settembre le scuole venete non partiranno, il nuovo Parlamento intervenga subito, è quanto dice sul problema l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Sentiamo. L'ennesimo pasticcio non solo della buona scuola ma delle interpretazioni che in questo caso la magistratura, il Consiglio di Stato, quindi la magistratura amministrativa, ha posto in essere. Senza maestre con il diploma magistrale la scuola veneta non potrà partire a settembre, quindi è evidente che c'è bisogno di una soluzione. Io credo che la soluzione debba essere politica. Il Parlamento, che oggi latita perché a causa del 5 Stelle non si formano nemmeno le commissioni, il primo atto che deve fare è porre la voglio chiamare così, una sanatoria, mantenendo i diritti di coloro che hanno fatto tutto il percorso necessario, ma anche i diritti di coloro che stanno insegnando da anni e nessuno ha detto loro che non erano in grado di insegnare, anzi. Ed ora la cronaca con il giallo di Cornu. Dalla trasmissione Chi l'ha visto svela gli ultimi messaggi telefonici tra Pascal e Sofia, toni amorevoli e non di gelosia, e si aprono nuovi scenari.
come diceva, come la se Pascal aveva qualcosa contro di Sofia, non diceva queste parole, questa grazia che aveva con lei. Pascal non ha copato la Sofia. Le parole dolci e affettuose rivolte a Sofia pochi giorni prima che lei scomparve ora sono la prova per i genitori di Pascal che l'uomo morto suicida non è il colpevole dell'omicidio della 43enne ucraina. Ma sei stanca, amore? Mio cucù. Scemo che bello. Ne sono convinti i genitori Eliane e Angelo, loro figlio non era pazzo di gelosia e non può aver fatto del male a Sofia. Siete una persona sola tutti e due. Molto innamorati. Molto innamorata, sempre. Pascal non aveva dei rancori, non aveva della rabbia nei confronti di Sofia. No, assolutamente no. Ci voleva troppo bene. Il giallo di Cornuda si infittisce dopo le registrazioni delle telefonate tra Sofia Munnik e Daniel Pascal andate in onda ieri sera a Chi l'ha visto. Ok, ci vediamo domani, ok? Un bacione sul naso, ok? E anche pupa. Ciao Stella, buonanotte. Toni da innamorati nelle telefonate conservate nelle registrazioni dei computer che lasciano intuire una forte intesa fra i due conviventi, anche sulle relazioni che Sofia intratteneva con i suoi amanti, relazioni che hanno letteralmente sbalordito i genitori dell'uomo. No, perché io la casa la lascio così come avete lasciato ieri. Non immaginavo questo. Sono rimasto molto male con come si è comportata lei, ecco. Risentire la voce di Pascal ha suscitato nei genitori un profondo dolore, ma anche un atroce dubbio. Pascal forse non si è suicidato. La voce Pascal mi ha fatto molto male e adesso, pensando a tante cose, sono in train di domandare se realmente il suicidio di Pascal è un suicidio, o se non un suicidio provocato, perché hi ha tante cose che non sono chiare. Lei non poteva più cavarsi fuori da tutte le storie che aveva. Penso questo. E che si è trovato in una situazione dove non è più capace di andare in trio. C'è un assassino in libertà allora a questo punto, secondo voi? Sì. Visto ieri sera, penso che c'è. Speriamo che va avanti, che si trova la verità, è quel che dobbiamo sapere. Per avere la pace di due famiglie, della Valentina e di noi. Si terrà il 4 giugno prossimo l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Mariarca Menella. L'assassino, reo confesso, l'ex marito Antonio Ascione rischia l'ergastolo anche in caso di ricorso al rito abbreviato. Sentiamo. I legali della famiglia di Mariarca Mennella, uccisa il 23 luglio scorso a Musile di Piave dall'ex marito Antonio Ascione, accolgono con soddisfazione le conclusioni della Procura di Venezia al termine dell'indagine per omicidio a carico del 44enne pizzaiolo di Torre del Greco. Secondo gli investigatori non si è trattato di un'improvvisa furia omicida, ma di un delitto premeditato al termine di una lunga escalation di violenze. A favore di questa tesi il fatto che la donna sia stata accoltellata mentre dormiva e non al culmine di una lite. Contestate anche le aggravanti dei futili motivi e del vincolo di parentela. Ascione dovrà poi rispondere del reato di minacce, avendo più volte annunciato all'ex moglie che l'avrebbe uccisa, in un caso anche puntandole un coltello. Un quadro pesantissimo, commenta l'avvocato della famiglia Alberto Berardi, che se confermato in sede di giudizio apre alla possibile applicazione dell'ergastolo, anche in caso di accesso dell'imputato al rito alternativo. Il sindaco vicentino di Albettone, Gioe Formaggio, ha giudizio per il cartello che fece affiggere in paese nel 2015. Sparate ai ladri, si leggeva, l'accusa è quella di istigazione a delinquere. Sentiamo. C'è chi sul cancello di casa avverte i ladri. Attenti al cane! Il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, ha pensato di fare la stessa cosa all'ingresso del suo paese, solo che in questo caso il cartello che ha attaccato, rivolto ai delinquenti con l'invito a star lontani dal territorio comunale, non è semplicemente attenti al cane. I toni sono un po' più accesi. Si legge: qui non esitiamo a spararvi se entrate nelle nostre case o minacciate le nostre famiglie. Un avvertimento per cui ora Gio Formaggio
dovrà andare a giudizio. Il giudice, infatti, disattendendo la richiesta della procura che aveva sollecitato l'archiviazione, ha ordinato il processo per il sindaco sceriffo di Albettone, che dovrà rispondere di istigazione a delinquere. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. Non funziona? Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Torniamo a parlare del caso Tornelli a Venezia, che continua a far discutere. Ieri sera a 20:10 l'attacco dell'associazione albergatori all'amministrazione comunale. Sentiamo. Guardi, noi non speriamo, noi esigiamo, sono due cose diverse. Un confronto subito con Cafarsetti. È lapidario Vittorio Bonaccini, non c'è possibilità di fraintendimento nelle parole del numero 1 degli albergatori di Venezia. Sul piatto ci sono i giorni di sperimentazione di tornelli, i tornelli della discordia, che torneranno quando sarà necessario, come ha specificato chiaramente il sindaco Luigi Brugnaro, dopo aver giudicato positivamente la gestione dei flussi turistici nei giorni da bollino nero. Nascerà un calendario di questi giorni, nonostante le polemiche e i soprannomi fioccati subito attorno al primo cittadino. Ma anche un supereroe come Thor deve fare i conti con l'ira degli albergatori, che tornelli e varchi proprio non li hanno digeriti. È talmente avvilente vedere certe cose per la città, è talmente avvilente riuscire a non fare accoglienza, perché noi a Venezia non stiamo facendo accoglienza come città. Cioè, prendiamo i turisti, li stipiamo, li incanaliamo, è un disastro. Bonaccini assolve Cafarsetti solo nelle intenzioni. Io colgo direttamente come segnale da parte della Giunta questo timido tentativo di gestire questa cosa come il recepimento dell'esistenza di un problema. Ma non nel metodo. È certamente una soluzione inappropriata e certamente una soluzione sicuramente non idonea a gestire la situazione che si crea a Venezia, e certamente è un qualche cosa che va comunicato in modo completamente diverso. Programmazione, non tampone provvisorio, attacca Bonaccini, e la soluzione può essere una sola. I flussi vanno intercettati sulla gronda lagunare. Cioè, sotto il profilo pratico, tutto il turismo pendolare e non residenziale va fermato, gestito, intercettato e dirottato su Venezia, ma dalla gronda lagunare. Non li puoi fermare quando sono in lista di Spagna. Perché gli albergatori sono chiari, va tutelato il turismo residenziale, quel 30% che però favorisce il 70% delle vere entrate di tutto l'indotto economico. E vogliono essere coinvolti, cosa che in 3 anni attaccano non è mai accaduto. Tutto quello che esula dalla programmazione è un tampone che viene messo in quanto la programmazione non è stata fatta. A Treviso ora la bella età di 88 anni, quasi 89, Giancarlo Gentilini si risposa. A Palazzo Rinaldi ci sono le pubblicazioni e la notizia ha fatto subito il giro di Treviso. Gli auguro con tutto il cuore una grande felicità e poi magari gli chiedo anche di celebrare il matrimonio, che sarebbe veramente bellissimo. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini si risposa a 88 anni, quasi 89, convolerà a nozze a breve, addirittura entro la fine del mese, dice, con la 72enne Maria Assunta Pace, originaria di Potenza, trevigiana da sempre. Le pubblicazioni all'albo pretorio del comune non mentono. Non sono capace di vivere da solo, ha ammesso lo sceriffo, vedovo dallo scorso ottobre, quando dopo lunghi anni trascorsi in casa di riposo si era spenta la sua Teresa, che lui andava a trovare ogni mattina immancabile, e da sempre conosceva anche Maria Assunta. Si incrociavano sul bus quando lui, dipendente dell'ufficio legale di Cassamarca, lo prendeva per andare in banca. Un segreto fino ad oggi mantenuto anche con i fedelissimi, quello delle nozze. Restio a mettere in piazza la sua vita privata, oggi salito agli onori della cronaca rosa. Al solito ritrovo con gli amici, la trattoria I Due Mori, non si è visto, dove era atteso come ogni giorno e oggi più del solito. L'ho chiamato ma non mi ha risposto, se avrà altre attività da fare in questo momento. Comunque sono contento per lui, in modo che
da tanti anni che ci conosciamo, perlomeno è tranquillo adesso quando va a casa. È una cosa straordinaria secondo me. Non bisogna mai perdere la fiducia, nemmeno con l'età, ma lui ce n'ha dato parecchie dimostrazioni che la fiducia non la perde mai. E allora per questo motivo ho pensato oggi di comprare un bouquet, di offrirglielo a lui perché glielo porta a casa a chi l'ha assistito in questi momenti tristi e bui, i momenti che lui ha vissuto senza la sua carissima moglie. Speravo di trovarlo per congratularmi con un galantuomo, credo che abbia ancora questa sua scelta, gli dia maggiori energie per andare avanti, per combattere, perché è un leone ruggente. Felici anche i familiari, come testimonia il cognato Marcello Cendron. Lui e lo sceriffo avevano sposato 2 sorelle. Mi fa piacere per lui perché alla sua età avrà bisogno senz'altro di essere accompagnato, di essere custodito. E mi fa piacere benissimo che faccia questo passo e se lui si sente di farlo, ben venga. Noi siamo tutti felici e contenti. Per Giancarlo Gentilini, sempre sull'onda. I bip, urra! I bip, urra! I bip, urra, urra, urra! Ed ora l'incredibile vicenda di Pilù, il gatto che dopo la morte della padrona si è ritrovato erede di un patrimonio di oltre 1,5 milioni di euro. Già, perché l'anziana proprietaria del felino, originaria dell'Abruzzo ma residente a Verona, prima di morire ha predisposto un testamento in favore appunto dell'amato gatto. E siccome in Italia non è possibile nominare erede un animale poiché non ha personalità giuridica, i legali ai quali l'anziana si è rivolta hanno nominato un esecutore testamentario incaricato di vigilare affinché il patrimonio venga utilizzato proprio per soddisfare le esigenze del gatto come voleva la signora. Ecco, così come un vero aristogatto, ora Pilù vive in un lussuoso residence per felini a Milano, ma i legali stanno cercando per lui un'adozione vigilata. La direzione nazionale del PD a Roma, che vede anche il segretario reggente Martina chiudere le porte al Movimento 5 Stelle, no, anche al centrodestra. Intanto Mattarella decide, ultimo giro di consultazioni lunedì, la politica quindi al centro questa sera di 20:10, subito dopo i telegiornali. Ospiti in studio Silvano Piazza del Partito Democratico e Nicola Finco, consigliere regionale della Lega Nord. Ed ora siamo al termine di questa edizione, in chiusura come sempre le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Vortice ciclonico in azione sull'Italia, maltempo diffuso. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 maggio. Sul Veneto tempo molto instabile, con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio più asciutto e anche soleggiato sarà possibile sul Rodigino. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 24 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà molto perturbato. Rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, con fenomeni che saranno anche forti e con rischio di locali nubifragi, in particolare in serata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, massime piuttosto gradevoli tra 22 e 25 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige, la situazione non cambia di molto. Anche qui il tempo sarà molto instabile, con precipitazioni anche intense possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, ma migliorerà in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.